Come regola di coppia non condividevano i propri sentimenti. La famiglia di Céline non le aveva mai insegnato come si fa. Affidarsi al colore dell'anellino dell'umore come segnale cautelativo e aspettarsi che gli altri si appassionino alla faccenda. Ma quando mai? Avete presenti gli irlandesi? Tuttavia stavano insieme da 3 anni e Céline misurava la loro relazione in base all'accumulo di cose. I tascabili martoriati di Luke in fila sui davanzali delle finestre. Lui aveva procurato un macina caffè e mezza gatta. L'altra metà apparteneva a lei ed era un bene difficile da spartirli. Quindi si sperava che sarebbero stati insieme a lungo. Quello che avete ascoltato è il brano che la scrittrice irlandese Nisha Dolan ha scelto per introdurre il suo nuovo romanzo, La coppia felice. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. I protagonisti di questa storia sono Céline e Luke. Lei fa la pianista, lui si occupa di pubbliche relazioni per un'azienda tech. Stanno insieme da qualche anno, 3 mi pare, e hanno deciso di sposarsi. Siccome fanno tutto in modo molto tradizionale, prima del matrimonio hanno organizzato anche la festa di fidanzamento, che diventa l'occasione per noi lettori di conoscere i loro mondi, i loro amici e gli amori che gli girano intorno. La festa di fidanzamento è anche il momento in cui scopriamo qualcosa di più su Luke, che a quella festa nessuno trova, semplicemente perché a un certo punto è andato via. La coppia felice è una fotografia perfetta. In primo piano c'è la generazione dei quasi trentenni e sullo sfondo, ma ugualmente a fuoco, ci sono le dinamiche dell'amore, che sono universali e vere a qualsiasi età. Vorrei partire dal titolo e chiederti questo, Nisha, che tra l'altro ringrazio e dico che sta studiando l'italiano da 3 mesi. Possiamo dire che Luke e Céline sono in qualche modo una coppia felice? Per me dipende dalla definizione di felicità. Certamente in privato nessuno dei 2 personaggi è felice, ma ci sono anche momenti di felicità tra loro. Per me la felicità non è binaria, è uno spettro. A volte sono felici e a volte no. Céline è una giovane donna che in sé ha qualcosa di contraddittorio. Sogna la coppia romantica, è lei che si vuole fidanzare e sposare. Appunto sogna il fidanzamento, il matrimonio, ma poi non è capace di avere nessuna cura, nemmeno di quella gatta di cui ci hai letto prima. E il suo vero grande amore non è una persona, è il suo pianoforte. Vedi anche tu questa come una contraddizione oppure no? Sono d'accordo, la vedi come una contraddizione, ma secondo me siamo tutti contraddizioni. Avere desideri contrastanti per me fa parte dell'essere umano e basta. Un personaggio deve avere un conflitto interno perché altrimenti è banale scrivere su questo personaggio. Luke invece è un uomo abbastanza tipico, l'uomo che pensa che nella vita si possa avere tutto, una coppia felice e anche parecchie distrazioni. Qual è la forza che muove Luke a fare quello che fa? Che cosa sta cercando? Mi pare che certamente Luke non lo sa, è una persona insicura, vuole l'amore degli altri, vuole anche uno scopo nella vita. Secondo me è proprio per questo che Luke è attratto dello senso dello scopo di Céline, ma questo senso dello scopo lo fa anche sentire inferiore.
cerca perciò l'approvazione degli altri e soprattutto delle altre donne. I personaggi del tuo romanzo sono, almeno apparentemente, degli anticonformisti. Céline e Luke sono bisessuali. Archie e Phoebe hanno un rapporto più o meno disinvolto con le droghe. Eppure sembra che tutti alla fine desiderino una sola cosa, la normalità. Chi il matrimonio, chi la carriera. È così, e soprattutto pensi che questa sia una caratteristica della loro e tua generazione? Non voglio mai parlare per la mia generazione perché per me questo è troppa pressione, troppa responsabilità. Inoltre, secondo me ognuno è diverso e anche qual è davvero la normalità? Per me la normalità non esiste. La cosiddetta persona normale non c'è. Trovo tutte le persone affascinanti per me, interessanti. Ecco perché i miei personaggi spesso non vogliono qualcosa di speciale nella vita. Per me qualcosa normale è sufficiente. La cosa che io trovo più conformista di tutto il libro è il silenzio di Céline, perché dovete sapere che a un certo punto Céline vede il suo futuro marito fidanzato in un posto in cui non dovrebbe essere e non dice nulla, non gli dice nulla in quel momento né gli dirà nulla dopo. Di questi silenzi femminili è piena la storia e anche la letteratura, ma da una ragazza del 2023 io non me l'aspettavo. Per me questo silenzio non è per ragioni tradizionali. Céline non è una serva del patriarcato. Lei è semplicemente pigra e c'è una citazione nel libro della sorella di Céline, Phoebe. Non credo che Céline abbia un complesso da martire. Detesta il conflitto, ma solo perché è una fatica. E per me, ecco, è esattamente Céline. Quindi non è sottomissione ma è pigrizia. Esatto. Nel libro c'è l'amore, ci sono alcune pagine di sesso, ma io ho trovato che ci fosse poco desiderio. Forse solo Archie, l'ex fidanzato di Luke, è la persona che sente il desiderio più intensamente di tutti. Per desiderio intendo il desiderio sessuale. Secondo te è diventato meno importante nel tempo? Non penso che sia per forza meno importante, ma è magari meno interessante per me come scrittrice, perché come scrittrice ho bisogno di conflitto per creare una trama. Penso che il desiderio sia più sano e aperto adesso e questo è molto positivo per la società, ma non per creare drammi, purtroppo. Ok, quindi non è più interessante da un punto di vista letterario? No, non per me. Devo farti una confessione. Io nel tuo romanzo non sono riuscita a empatizzare davvero con nessuno, cioè mi stavano tutti simpatici, ma non tifavo per nessuno. È una cosa che è successa solo a me? Te l'hanno già detto? È una cosa che tu hai voluto fare così? Non lo volevo fare necessariamente, ma lo posso capire. Non cerco di creare empatia, ma interesse, perché questo riflette a me i gusti come lettrice. Per me trovo noiosi i cosiddetti personaggi simpatici. Nella vita reale voglio naturalmente incontrare le persone simpatiche, ma non su pagina. Però io devo dire che invece loro sono simpatici e sono molto divertenti e ci sono dei dialoghi assolutamente divertentissimi, questo lo voglio dire. Ah, grazie. Non racconteremo il finale, ma nel finale c'è un piccolo cigno di cristallo della zia di Céline che lei fa cadere e si spezza in due.
Questi due pezzi che Céline si ritrova in mano sono taglienti e lei deve trovare il modo di liberarsene. Che cos'è questo cigno? Direi che non sia una cosa singola. Il cigno contiene molte delle paure, degli suoni di Céline. Dunque voglio che il lettore raggiunga la sua propria conclusione. Non voglio mai scrivere romanzi che siano moralmente ovvi, quindi il cigno è tutto. Abbiamo dato voce alla coppia felice di Nisha Dolan, Edizioni Atlantide. Voce ai Libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il producer è Alex Peverengo. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.